E questa mattina vi abbiamo dato proprio un bel buongiorno pirotecnico, entusiasmante, con questa bella musica, il naso all'insù, che ci ha portato niente meno che in Arabia Saudita per celebrare questa squadra di calcio ad Qadsiya, e questo festival ad Qadsiya, che è un festival importantissimo, aperto da un regista padovano di nascita e lui dice pugliese di scelta, e che è Alessandro Martello, che è qui con noi stamattina. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Allora, parliamo di grandi eventi e della regia di questi grandi spettacoli, tra cui questo, in questo luogo particolare, perché diciamo che siamo proprio nel centro del mondo per quel che riguarda proprio gli eventi e lo show, quello che può rappresentare la bellezza, anche la grandezza di un paese. È stato scelto lei per fare questo evento da Padova a laggiù. Come mai? Intanto, per cominciare, qual è il legame? Ma penso che ci sia qualcosa che forse in Italia abbiamo smesso di valutare. La creatività italiana ovunque nel mondo e ultimamente molto poco in Italia è sinonimo di qualità, è sinonimo di innovazione. I creativi italiani, di cui io sono l'ultimo e il meno importante in una lunghissima lista, sono apprezzati in tutto il mondo proprio perché portano una visione che si rispecchia in un essere italiano, in un'italianità che viene associata quasi ovunque al concetto di bellezza, di storia, di fascino. Quindi diciamo che l'essere un italiano scelto per un evento all'estero è, almeno nel nostro settore, ultimamente una cosa abbastanza frequente, e l'essere italiano e il portare quello che è un background quasi a livello genetico che chi nasce in questo paese ha, ovunque viene apprezzato. Noi pensiamo sempre, appunto, soprattutto adesso che c'è molta tecnologia dietro qualsiasi evento. Prima, ciaccolando, parlavamo dei fuochi di Capodanno che sono stati sostituiti per esempio a Padova dai droni, ma anche in tanti altri luoghi, da altri tipi di spettacolo, magari con le luci. Noi pensavamo di essere un po' al traino del mondo, invece in realtà siamo abbastanza bravi anche in questa evoluzione del sistema. Noi siamo, l'Italia fondamentalmente ha aziende che operano nel settore degli eventi che sono il fiore all'occhiello a livello mondiale. Basti pensare che le Olimpiadi invernali, le cerimonie delle Olimpiadi invernali saranno dirette tutte da aziende italiane, 4 diverse aziende italiane che rappresentano il Gotha, ma da lì a scendere ci sono decine di aziende. Io ricordo tanti anni fa una frase infelice dell'allora ministro Tremonti che disse che con la cultura e gli eventi non si produce economia. Io direi invece che il sistema, soprattutto in Italia, della cultura e degli eventi continua, nonostante le politiche dei governi che si sono succeduti, a dimostrare che questo settore non solo produce sostentamento per chi ci lavora, ma produce anche ricadute sul territorio, e non a caso, se le nostre aziende operative in questo campo vengono chiamate ovunque nel mondo, significa che ovunque nel mondo ci si è resi conto che questo è un settore strategico non solo per la cultura e lo spettacolo in sé, ma per il rilancio economico, per il rilancio d'immagine, per la promozione dei luoghi. Quindi attorno a un evento c'è un mondo che poi va molto oltre l'evento in sé. Molto l'evento in sé. Abbiamo fatto riferimento appunto ai Giochi Olimpici, quanto abbiamo parlato di questa cerimonia di apertura, quanto se ne parla sempre, magari stancamente, sembra un rito, no, che si ripropone, però in realtà il fascino è quello che attira e che muove appunto moltissimo entusiasmo da parte del pubblico e quindi economia. Sì. Ma io penso che nel mio settore, nel mondo degli eventi e dello spettacolo, come in qualsiasi altro settore, nulla si inventa mai davvero, quindi molte volte anche il lamentare che le cose siano sempre uguali a se stesse, in alcuni casi rispecchia una verità oggettiva, nessuno inventa mai niente. Chi fa il mio lavoro, chi si occupa di spettacolo, non ha quasi mai, almeno io non ho la velleità di inventare qualcosa. Credo che il focus di chi fa questo mestiere sia più che altro trovare modi nuovi di portare messaggi che però sono messaggi che, quando vogliono essere, come nel caso delle aperture olimpiche, universali, perché devono essere capiti da tutti, sono dei messaggi che definire logori o triti è sbagliato, sono dei messaggi universali che fortunatamente continuano ad essere comprensibili da tutti e continuano ad essere un legame profondo con quello che è la nostra storia molto 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 antica e che quindi diventa percepibile quasi in maniera innata.
Allora, le componenti di questo show di Abkhazia che continuiamo a vedere, come vi abbiamo mostrato in apertura, sono molteplici. In realtà è stato scelto proprio un regista per mettere insieme tutta una serie di componenti che hanno rappresentato un po' il meglio di quello che il mercato sta offrendo proprio in questo ambito, con l'ingresso trionfale di queste squadre, tra cui ci sono dei nomi. Io non sono una bravissima esperta di calcio, però insomma alcuni di questi sono veramente molto conosciuti, come Matteo Retegui, che gioca ex dell'Atalanta e nella nazionale, e anche un giocatore che è molto famoso nel Real Madrid, che è Nacho, e poi non so chi altri conosciamo qui in Italia. Comunque esaltare questa squadra, che è una delle squadre principali dell'Arabia. E in realtà non sono appassionato di calcio nemmeno io, come ti confidavo poco fa. Il bello di questo evento è stato che il focus centrale del messaggio non è stato sulla squadra di calcio e sul gioco del calcio, ma su quello che questo sport in quel luogo rappresenta. Quindi in realtà lo show ha usato come pretesto, quindi come cavallo di Troia all'inizio e come chiusura finale, i simboli della squadra di calcio, ma poi il percorso creativo che abbiamo creato insieme ad uno staff internazionale che si è occupato della colonna sonora originale, ai video inediti, è stato un messaggio che parlava dell'importanza dello sport legato al concetto di comunità. La squadra diventa una sorta di punto attorno al quale tutta la città, in maniera trasversale, di qualsiasi età, ruota e si identifica, e quindi è stato un approccio estremamente interessante. Vuoi anche che magari il calcio in Arabia Saudita è uno sport relativamente giovane, contrariamente al nostro, e quindi non è sovraccaricato da quelle che magari in Italia, dove è lo sport nazionale, quelle strutture mentali che lo accompagnano, e per me è stato... Però dà anche il senso di quanto stanno investendo in questo settore, quanto si stanno muovendo anche in ambito internazionale, l'abbiamo visto, insomma, cioè assolutamente sì. Dell'importanza che danno a questo settore. Loro riconoscono in alcuni settori chiavi come lo sport, come gli eventi, degli elementi strategici per la promozione delle proprie città, della propria cultura e soprattutto della propria economia, e quindi puntare all'eccellenza significa anche comunicare che quel luogo è un luogo capace di sviluppare eccellenza e di attrarre eccellenza, che è poi lo scopo degli eventi. Come leggo qui è un po' un sunto di quello che è stato fatto: 100 performer, 2000 droni, 14.000 effetti pirotecnici, cioè veramente... E a questi potrei aggiungere 400-500 ore di lavoro di uno staff di quasi 10 persone solo per la parte video, una settimana di lavoro non stop per la registrazione della colonna sonora inedita. È stato un lavoro che ci ha impegnato per 40 giorni ad una media di 16-17 ore al giorno, seduti davanti ai computer a lavorare, collegati con mezzo Medio Oriente, dove si trovavano i diversi esperti che insieme a me si occupavano delle diverse cose. È un evento che, per stessa ammissione di chi lo finanzia, che poi è la proprietà dell'Al-Qadsiya Football Club, è un evento che nasce per essere il più importante evento del Golfo Persico, almeno nel settore sportivo, e che molto velocemente sta acquisendo anche un peso importante a livello dell'intera Arabia Saudita, per ridare alla squadra dell'Al-Qadsiya, che è la prima squadra di calcio nata in Arabia Saudita, siamo intorno alla metà degli anni 60, quindi è stata una squadra che ha anticipato quello che poi è stato il boom dell'interesse per il calcio in Arabia Saudita, per ridare a questa squadra il proprio ruolo preminente nella scena calcistica saudita e del Medio Oriente. Ecco, siamo in un momento di grandi rivoluzioni nel mondo, e anche eventi come questo ci possono dare una percezione di come il mondo sta cambiando, e anche perché questo si è svolto nel mentre appunto il mondo era in piena rivoluzione, e lei è rimasto lì un bel po', da quello che capisco, qualche settimana almeno. Io sono rimasto lì un mese e mezzo. Un mese e mezzo per realizzare questo evento. Che percezione ha avuto del cambiamento in atto o di quello che si sta riverberando nel mondo lì? La mia più grande e piacevole constatazione è stata che quello che noi da qui immaginiamo di un mondo che non è poi così lontano, perché parliamo di poche migliaia di chilometri, ma che è culturalmente molto lontano da noi, quello che noi immaginiamo qui è estremamente distante dalla realtà. Io sono stato fortemente e piacevolmente colpito dal riscontrare che
quella che è la più grande e importante azienda dell'Arabia Saudita ha un management che percentualmente sfiora quasi il 50%, composto non solo da donne, ma da donne giovanissime. La maggior parte delle dirigenti con cui io mi sono interfacciato, lo staff dell'evento si è interfacciato, erano donne sotto i 40 anni che avevano già ruoli importantissimi all'interno della gestione di questa grandissima multinazionale del petrolio, una tra le più importanti al mondo. Donne assolutamente emancipate, donne protagoniste della società, donne con incarichi importanti, donne che hanno studiato all'estero, nel nostro occidente, quindi in America, in Inghilterra, in Europa, donne che si muovono continuamente, e quindi è stato piacevole scoprire quanto la mia e la nostra idea sia assolutamente lontana da quella che invece è una realtà che in maniera molto veloce sta cambiando i propri connotati e si sta reinventando, cosa che probabilmente, ecco, la stessa capacità e velocità di reinventarsi nella nostra vecchia Europa, ecco, comincia ad essere un po' più flebile. Siamo un po' affaticati, ma bisogna stare attenti qua ai leoni che possono sempre dare qualche zampata, speriamo che si risveglino, soprattutto dalle nostre parti. I leoni sono famosi qui in Veneto. Allora, non abbiamo parlato tanto della figura di questo nostro ospite oggi, che ovviamente non nasce con questo evento, ma nasce da una lunghissima esperienza, prima di tutto in ambito teatrale, fin da giovanissimo, ho visto 13 anni, proprio una passione che nasce da adolescente, da bambino. Ma guarda, io se devo immaginare la prima volta che ho solcato un palcoscenico, dobbiamo ritornare a quando avevo 3-4 anni, con la prima recita, che poi è stato un po' il mio marchio di fabbrica, perché da lì in poi le suore dell'asilo che frequentavo me le hanno affidate tutte. Se le dimentica le suore dell'asilo e le recite che ci costringevano a fare, però sono cose formative molto. Ricordo sempre la mia prima esperienza teatrale all'asilo, quindi esperienza teatrale probabilmente è un termine iperbolico. Eravamo io e una ragazza, una bimba a fare questo spettacolo. A 30 anni di distanza ho scoperto che anche lei fa l'attrice oggi, quindi l'imprinting delle suore dell'asilo è stato assolutamente determinante. Più avanti nel tempo si è diplomato all'Accademia del Teatro Stabile del Veneto con Alberto Terrani, ma poi appunto ha girato un po' tutto il mondo in tournée teatrali, ma ha soprattutto anche fatto la regia di eventi importanti, di cui adesso alcuni sono anche molto particolari, perché si tratta di rievocazioni storiche, quindi richiedono anche uno studio molto denso, intenso di quello che sta succedendo. La direzione artistica del Federicus ad Altamura, dove è la sua seconda patria, una delle più grandi feste medievali di Europa, e poi la battaglia del Solstizio per il centenario della Grande Guerra, e la Dama Castellana di Conegliano, insomma la conosciamo tutti. E un altro che deve essere bellissimo, questo show piromusicale, la Fête du Lac d'Annecy, e poi altri grandissimi eventi. Ecco, come ci si immedesima in storie che non sono nemmeno le proprie, no? Perché anche questo che abbiamo detto in Arabia Saudita doveva raccontare lo spirito di un paese che vuole mostrare qualcosa, e anche in queste situazioni, in queste altre situazioni, quello di entrare proprio nel cuore dello spirito di un paese, piccolo o grande che sia. Io penso che, parlo ovviamente per il mio di approccio, la curiosità per chi fa il mio mestiere sia una delle prime doti necessarie. L'essere curiosi, l'avere voglia di scoprire cose che magari sono particolari o aliene rispetto alla quotidianità. E questo è sempre stato un tratto distintivo che mi ha sempre aiutato molto. Ho sempre avuto una grandissima passione poi per la storia e le storie, che sono uguali semanticamente ma molto diverse. E non a caso poi mi sono ritrovato a inventare, dirigere e creare rievocazioni storiche. Il raccontare e il trovare delle chiavi di lettura per portare al pubblico in maniera semplice ed immediata, che per me è una conditio sine qua non perché uno spettacolo possa effettivamente arrivare alla gente, quello è lo scopo ultimo, deve essere immediato, deve essere semplice e deve permettere di immedesimarsi. Sono sempre state delle cose che mi sono piaciute, mi è sempre piaciuto raccontarmi, mi è sempre piaciuto esplorare, e ho scoperto che, affinando, grazie all'esperienza, quelli che sono dei linguaggi che non sono verbali, ma che appunto si rifanno a un comune sentire. Ci sono alcuni
ci sono alcuni elementi che permettono di arrivare immediatamente al pubblico, che sia la parte musicale declinata in un determinato modo, che siano dei simboli o degli stilemi che fondamentalmente sono immediatamente riconoscibili, identificabili. Aiuta a creare quello che per me è fondamentale, che è un'interazione emotiva con il pubblico. Io lo dico sempre, quando io scrivo uno spettacolo, io racconto la mia di storia. E il più grande successo, al netto degli applausi e della critica, per me è quando il pubblico nella mia storia riesce a ritrovare una storia che appartiene solo a quella persona, anche se è completamente diversa dalla mia, perché questo significa che quel simbolo è arrivato. Che poi sia arrivato in un modo diverso non è importante, ma l'importante è che ci sia stata questa capacità di avvertire uno spettacolo non come qualcosa da vedere, ma come qualcosa in cui sentirsi emotivamente coinvolti. E il bello di questo linguaggio fatto di sensazioni, di emozioni, di simboli, se vuoi, di elementi arcaici, è che fondamentalmente è un linguaggio che più o meno, con sfumature e declinazioni diverse, funziona ovunque, perché è un linguaggio universale, quindi al netto del substrato culturale, della diversità culturale, determinati messaggi e determinate dinamiche arrivano dirette all'emozione ovunque. Ma adesso diciamo, cos'è che emoziona di più? Perché abbiamo visto appunto i droni, abbiamo visto le luci, abbiamo visto i fuochi ancora che sono sempre attuali, se continuano. Cos'è che funziona di più? Il mix, cioè, e poi quanti soldi ci vogliono? Perché appunto c'è anche questo, che è ovvio che in Arabia Saudita magari non avevano problemi di budget e quindi e qui da noi... Ma guarda, io credo che, e lo dico sempre a tutti i miei committenti, credo che la cosa che emoziona davvero più di tutto, al netto della tecnologia, al netto del quante cose puoi usare, quello che emoziona è il messaggio. E il messaggio può essere veicolato e portato al pubblico con grandissimi budget o con budget piccolissimi. La gente, io credo, in uno spettacolo cerca veramente qualcosa in cui riconoscersi, cerca un messaggio, cerca la poesia, cerca l'emozione, cerca la possibilità di staccare un attimo la testa e sognare. È inutile pensare, ma perché i fuochi? Perché in quel momento si sogna, si guarda. È quella volontà, e questo può essere fatto chiudendo gli occhi e ascoltando una canzone, quindi con un costo pari a zero, o può essere fatto su larga scala con grandissimi effetti. Ma se mi chiedi effettivamente cosa muove e cosa rende uno spettacolo capace di essere sentito dal pubblico, è il messaggio. Poi attorno al messaggio, in base al budget, si può costruire qualsiasi cosa. Il budget di questo evento in Arabia Saudita era oltre ogni ragionevole oltre ogni cifra ragionevole. Possibilità dei nostri comuni o delle... Ma guarda, io lo dicevo a loro in Arabia Saudita, il budget che loro hanno speso per fare 2 serate rasenta quello che il Ministero della Cultura spende in Italia all'interno del Fondo Unico per lo Spettacolo in un anno, per l'intera Italia. Poi ovviamente la normalità in Europa e in Italia, l'Italia è un po' fanalino di coda negli investimenti per gli eventi e la promozione degli spettacoli e della cultura. I budget medi in Italia sono estremamente ridotti. Però queste rievocazioni storiche, che sono un patrimonio che rimane, nel senso che poi possono magari diventare dei documentari, c'è poi l'aspetto cinematografico che potrebbe crescere intorno, cioè in realtà abbiamo investito veramente molto poco nella nostra storia e nel raccontarla anche con questi strumenti, no? Noi in Italia, faccio un esempio banale, quando in Italia mi chiedono che lavoro fai ed io rispondo il regista, la domanda più banale è sì, ma cosa fai davvero di lavoro? E questo è una cosa che ormai mi fa sorridere, ma è figlio di una forma mentis. Lo spettacolo, l'intrattenimento, gli eventi non sono visti né come un lavoro né come un elemento chiave, importante per la promozione di un territorio, per lo sviluppo economico. Siamo figli di questa forma mentis e non è un difetto, è una constatazione, ma questa forma mentis ci ha portato contemporaneamente ad avere il 90% del patrimonio storico, architettonico, di bellezza, di museo, di patrimonio artistico del mondo e ad essere quelli che investono cifre irrisorie nella promozione di questo. Paesi, ma non serve andare molto lontano. Serve anche farli vivere, no? Questi luoghi. Io faccio sempre un esempio. Adesso è molto in gran voga, si ripropone anche la visita culturale con gli attori, anche Venezia, le visite della città con degli attori, cioè c'è anche la necessità di raccontare in maniera diversa, quindi... Avere qualcosa
io lo dico sempre, avere qualcosa di bello e non dirlo a nessuno è peggio che non averla. Io faccio sempre un esempio, sono stato qualche anno fa in Scozia, mi sono iscritto, ho prenotato con largo anticipo, ho fatto 2 ore di pullman, 1 ora di camminata per andare a visitare uno dei siti archeologici più importanti della Scozia, dove c'è una mezza colonna romana che viene visitata ogni anno dal doppio delle persone che vanno a visitare la Reggia di Caserta. E questo per dire come la promozione di qualcosa è molto più utile del cosa promuovi molte volte. Noi in Italia purtroppo abbiamo Poi abbiamo forse magari troppo... dei luoghi che stanno morendo, tipo Venezia che ha il contributo d'accesso, voglio dire, per entrare, quindi Firenze, tanti luoghi, anche la Puglia stessa, voglio dire, d'estate viene presa d'assalto, ma in realtà abbiamo bisogno un po' di valorizzare un po' meglio quello che succede. Un mio caro amico che lavora all'UNESCO dice sempre che il problema dell'Italia è che abbiamo troppa bellezza e avendone troppa facciamo fatica a focalizzarci sul cosa promuovere. E probabilmente può anche essere vero. Poi dall'altra parte c'è stata anche negli insomma, ultimi ci sono anche decenni... 365 giorni in un anno e gli anni si susseguono, quindi un po' alla volta, dai, mica uno va sempre nello stesso posto. Credo no? che il vulnus centrale sia poi il dover trovare la bellezza una politica. non è mai troppa, diciamo. No. Tra l'altro, visto che ha fatto anche la regia di alcuni eventi privati, tra cui il matrimonio di Pier Casiraghi e Beatrice Borromeo, quindi anche è sempre nell'emozione, insomma, e questo anche è un mercato che forse le vediamo più legato agli Stati Uniti, così invece anche da noi mi sembra che si stia muovendo abbastanza bene. È un mercato importante quello del wedding, personalmente è un mercato un po' lontano dalle mie corde, mi è capitato, ma molte volte mi capita di aiutare colleghi che magari hanno bisogno di qualche informazione, qualche dritta o qualche aiuto. Pensa che la maggior parte dei grandi matrimoni importanti che vengono fatti in Italia sono di ospiti stranieri, matrimoni, compleanni. Abbiamo visto cosa è successo recentemente a Venezia, addirittura le striscioni. Ma ce ne sono anche di molti meno noti, ma nei quali magari a me è capitato per 15 persone si contattano cantanti con cachet milionari per cantare Happy Birthday. Bene, 30 secondi, cosa succede nel suo prossimo futuro? Nel mio prossimo futuro, innanzitutto spero di ritornare in Arabia Saudita con un prossimo impegno in primavera e poi spero di effettivamente riuscire nel mio piccolo a rendermi utile per rendere sempre più importante la bellezza che abbiamo qui e per fare sì che invece che soccombere alla banalità riesca davvero ad emergere. Bene, allora antenne drizzate, un suggerimento anche per gli amministratori che stanno magari per organizzare qualche evento. Grazie ad Alessandro Martello di esserci venuto a trovare questa mattina, in bocca al lupo allora per il prossimo futuro. Lunga vita al lupo e grazie a voi. Grazie a voi di averci seguito, arrivederci, buona giornata, ci vediamo domani.